muoversi sui sentieri di montagna o lungo le mulattiere o in mezzo al bosco, anche solo per la passeggiata o per cercare funghi, è un qualcosa che al virus non piace, per cui è rimasto lontano dalle nostre valli. Ci troviamo qui nel Parco delle Dolomiti Friulane, nella zona del Fornese, dei Forni Sevorgnani, Forni Sopra, Forni Sotto, dove il tagliamento ha creato queste valli ed è un fiume pieno di naturalità, riconosciuto a livello europeo. Nella parte alta soprattutto la mano dell'uomo non è andata a rovinare quello che è stato il corso naturale del fiume. Le nostre Dolomiti qui dei Forni Sevorgnani ci raccontano storie lunghe milioni di anni. Questo tipo di dolomia è molto fratturata e ha creato degli scenari meravigliosi. Pensiamo, non so, ai pezzi su una scacchiera dove ci sono le torri, i cavalli, dove c'è il re, c'è la regina, e quindi abbiamo questi monoliti che non sono tozzi, ma sono qualcosa di veramente modellato nel corso di migliaia, milioni di anni. Pensate che qui abbiamo una dolomia che si chiama la Dolomia di Forni, che racchiude fossili importanti, parte da Preone e arriva fino qui in Val di Suola. Quindi con grande piacere che vi invito a venire a trovarci. Potrete godere di questa natura incontaminata, potrete seguire i sentieri che salgono oltre il bosco, oltre la valle, e potete andare proprio alla base di queste magnifiche Dolomiti attraverso Forcelle, la Forcella Già, la Forcella del Cason, la Forcella Cimoliana, i rifugi, il Troides Clops. Abbiamo la Malga Valbinon, abbiamo il Torrione Comici con la Ferrata Cassiopea, e quindi potrete vivere veramente in contatto con la natura, rimanendo sempre distanziati, senza problemi. Tranquillamente venite a trovarci. La prerogativa di questi luoghi reconditi è senz'altro data dalla bellezza del paesaggio dolomistico che sovrasta le valli, dove il silenzio vive in simbiosi con quello che sono i grandi spazi.